Il mese di gennaio per la comunità salesiana rappresenta un momento di preparazione alla celebrazione di Don Bosco, anche attraverso degli incontri di riflessione aperti al pubblico. Proprio per questo all'Oratorio Don Bosco di San Donà di Piave sono in programma 3 appuntamenti, incentrati sul tema della famiglia e il cui filo conduttore è la figura del padre. 6 anni fa abbiamo cominciato a ragionare sul tema della famiglia, considerata in questo periodo storico in cui stiamo vivendo l'elemento comunque il collante fondamentale, il nucleo fondamentale della società, il nucleo da cui si possa ripartire per ricreare delle basi di convivenza che puntino al bene comune, in un periodo in cui invece ormai quello che interessa è il soddisfacimento dell'interesse del singolo individuo. Quest'anno in particolare prenderemo in considerazione la figura del padre, in un panorama in cui l'autorità viene generalmente contestata. In quest'ottica appunto il padre è stata una figura che ha molto risentito di questo. Quindi nell'ambito di un ragionamento che continua ormai da 6 anni, quest'anno appunto vogliamo concentrarci su questa figura particolare per rimarcare quella che è ancora la sua importanza e il bisogno che le giovani generazioni hanno di avere comunque un punto di riferimento in un educatore. Ecco, la crisi della famiglia si inserisce in una crisi che è un po' più ampia, che è quella della società, una società che è in continua evoluzione, che però adesso sente il desiderio di ridirsi che cosa è importante, ecco, di ripresa di ciò che è fondamentale. Ecco, ci pare importante proporre delle conferenze che non si fermano mai solamente ad analizzare un problema, ecco, ma che siano anche dei momenti in cui si danno delle prospettive su cui camminare per costruire l'importanza, ecco, di un nuovo legame familiare che crediamo che sia poi il fondamento, ecco, del compimento di un'educazione riuscita per la vita dei propri figli. È quello che tentiamo di fare quotidianamente qui all'oratorio e quello che tentiamo così di proporre a coloro che verranno in queste serate. Stasera cercheremo di analizzare la figura del padre partendo da quella che è stata la sua importanza nella storia, dove il padre non era sempre soltanto il padre legge, il padre che portava con forza un messaggio e che imponeva a un figlio le sue scelte, ma che sapeva essere soprattutto e anche colui che traghettava il figlio verso la vita e verso la storia, e questo fin dall'antichità. Oggi vediamo invece un fortissimo cambiamento che è stato anche avallato, dei cambiamenti normativi, dalle nuove norme che sono state emanate soprattutto nell'ultima parte del XX secolo, e qui stiamo parlando dell'Italia, in cui la figura del padre è stata sempre più accantonata per arrivare poi anche a una normativa che ha favorito il disfacimento della famiglia.